Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo di un'opera lirica che sarà rappresentata al Teatro Verdi il 9 di febbraio. Il titolo è Zlatorog di Victor Parma, ne parleremo con il vicepresidente del Circolo della Stampa Luciano Santini e con Rossana Poletti dell'Associazione Internazionale dell'Operetta. Nella prima parte invece sono tornati a trovarci, l'ultima volta ci eravamo visti in un anticipo del telegiornale delle 13:20, sono con noi la segretaria organizzativa e il presidente dell'AMEC, Roberta Zorovini e Maurizio Cannarozzo. Grazie ad entrambi per essere appunto tornati nei nostri studi. Con i nostri due ospiti parliamo invece di un convegno e di un webinar. Si dice giusto webinar? Convegno okay. e webinar. E webinar. La fisica incontra la medicina, la psicologia e il benessere, in programma al MIB la prossima settimana, il 30 e il 31 di gennaio. Prima di entrare nel vivo del convegno, però, ricordiamo che cos'è l'AMEC, che ha compiuto 21 anni. Sì, sta compiendo 21 Sta compiendo. Come è nata e perché è nata? Allora, AMEC nasce nel 2005 per iniziativa di un gruppo di medici che hanno deciso di riunirsi per approfondire alcuni argomenti di natura scientifica che difficilmente comparivano nella letteratura scientifica precedente, ma soprattutto di affrontare questi argomenti secondo l'ottica della complessità. Quindi il metodo della complessità è quello che ha sempre caratterizzato l'azione di AMEC. Per metodo della complessità si intende un sistema epistemologico dove tutti i singoli pezzi di un sistema non vengono considerati separatamente, ma vengono considerati come interconnessi, comunicanti fra di essi, e quindi con una visione più di tipo olistico. E quindi noi abbiamo iniziato a fare questa attività che aveva uno scopo prettamente scientifico. Nel 2006 abbiamo partecipato a un premio intitolato a Tiziano Terzani di umanizzazione della medicina e lo abbiamo vinto. Grazie a questo premio siamo riusciti per 7-8 anni a garantire ai nostri associati e alle persone che ne avevano bisogno tutta una serie di prestazioni sanitarie in campo oncologico e poi successivamente per un periodo più breve anche nel campo delle malattie neurodegenerative. Nel frattempo continuavamo a fare eventi di natura scientifica. Questo convegno di cui parliamo noi adesso è il nono dal titolo La fisica incontra, perché di volta in volta la fisica, che in fondo è la scienza di base, che meglio di tutte ha affrontato il sistema della complessità, e diciamo che pian piano il sistema della complessità è arrivato a informare di questo concetto di guardare all'intero e non soltanto ai singoli pezzi, è oramai diventato praticamente un caposaldo in tutte le discipline scientifiche, anche economiche, anche meteorologia, sì. Anche la meteorologia si avvale di questo sistema. Quella che è rimasta più indietro di tutte naturalmente è la medicina. Nonostante, forse i due termini non sono compatibili, però la medicina parla molto di interdisciplinarietà. Sì, ma fa un patchwork delle varie discipline. Le mette capito. Insieme, capito. Ma non ha una visione d'insieme. Ho capito. Ok? Cioè, se io prendo questo vestito, lo spezzo, poi lo ricucio e glielo rivendo per nuovo, non è un vestito nuovo. Sì, ho capito. Ho capito, così ha risposto anche alla domanda che avrei fatto. Per cui l'interdisciplinarietà c'è, però spesso i vari pezzi fra di loro non parlano. Ho capito. Okay? E soprattutto viene perduta l'immagine unitaria della persona, che teoricamente avrebbe dovuto essere
di dominio soprattutto dei medici di medicina generale. Ma i medici di medicina generale purtroppo fanno tutt'altro. Sì, perché sono diventati... Perché sono diventati quello che sono dei burocrati. Sì. Sì. Oddio, non sono solo dei burocrati, hanno anche sicuramente tante competenze, però difficilmente riescono ad avere veramente il polso della situazione perché gli manca il tempo per ascoltare le persone. Sì. Ecco, una cosa che noi abbiamo sempre invece privilegiato nei nostri ambulatori è proprio il tempo dedicato alle persone. Poi da questo, quindi, la fisica ha incontrato per 9 volte soggetti di tipo diverso. Quello di quest'anno vede incontrare naturalmente la medicina, la psicologia e il benessere e ha un tema specifico che è proprio quello dell'acqua. Che non è la prima volta. Che non è la prima volta che ne parliamo, perché sul tema dell'acqua noi abbiamo fatto diversi incontri scientifici, anche con personaggi di oltreoceano di grande spessore. Perché l'acqua? Perché fondamentalmente l'acqua è ubiquitaria, Sì. no? E il nostro organismo è particolarmente ricco di acqua, però è un'acqua un po' diversa dall'acqua comune. Chi ha studiato il sistema della complessità in Italia fra i primi è stato ad esempio il professor Emilio Del Giudice, che era un fisico del CNR, che aveva studiato anche con Giuliano Preparata e che diceva una frase che secondo me è molto evocativa: se il corpo umano è costituito per il 97% dell'acqua, come mai non siamo delle pozzanghere? Proprio perché quest'acqua biologica ha delle capacità di costruire strutture. Quindi non è soltanto un liquido dove vengono sciolte delle sostanze o che serve per irrigare le piante, cioè ha una funzione organizzativa del BIOS. E questa funzione organizzativa noi cerchiamo di vederla sia dal punto di vista di queste proprietà, di quest'acqua particolare di cui parliamo, che adesso non vorrei esagerare, però esiste un tipo di acqua biologica che si chiama acqua Z, che ha delle proprietà chimico-fisiche completamente diverse rispetto all'acqua del rubinetto. Ed è proprio quest'acqua Z che consente la capacità alle varie particelle in essa disciolte di vibrare coerentemente e di riconoscersi anche a distanza molto in un organismo, che una cellula epatica riesca a comunicare con una cellula muscolare, con una cellula cerebrale, in termini di millisecondi non può avvenire per un meccanismo di tipo meramente chimico. È sicuramente un fenomeno energetico. Quindi noi andiamo a studiare queste cose qui. Però andremo anche a vedere come l'acqua in realtà è un archetipo, quindi come si inserisce nello sviluppo della coscienza dell'uomo, no? Sì, ho capito. Come l'acqua sia qualcosa di fondamentale anche per la psicologia e per il benessere. Ecco, questa è la parte più, come dire, non che l'altra sia meno innovativa, però appunto l'incontro della fisica con la psicologia e il benessere può sembrare strano sulla carta, no? Soprattutto per chi in fisica aveva voti non brillanti, ecco, insomma. In realtà la fisica studia il mondo, e quindi, come diceva giustamente il dottor Canarozzo, la fisica è tutto, e lo studio della fisica è la base di qualunque tipo di studio. E noi ci occupiamo, soprattutto nei workshop del venerdì, ci sono delle attività che riguardano appunto la ricerca psicologica, la ricerca dell'equilibrio dell'essere umano e l'acqua, l'equilibrio della nostra acqua è fondamentale per farci stare bene. E ci sono tanti studi che parlano di acqua che sono sorprendenti. E appunto, per esempio, non ne parliamo in questo caso, ma per esempio Masaru Emoto congelava l'acqua che aveva subito delle influenze dell'ambiente e vedeva come un'acqua che era stata a contatto con qualcosa di negativo avesse una struttura completamente
sfasata, completamente disorganizzata, mentre un'acqua che aveva ascoltato una musica di Bach o di Mozart era perfetta e sembravano cristalli come quelli della neve. Vabbè. E io dico sempre, quando mi fanno sentire delle musiche cacofoniche, che la mia acqua è disturbata e quindi, e quindi devo andare. Perché... Poi dipende anche da qual tipo di musica uno ritiene sia cacofonica. Certo. Per dire. Sì, certo, ma quelle cose Però, che stridono, insomma, che non sono organizzate dal punto di vista, come dire... Armonico anche, però in quel certo, caso... Sì, in quel caso è Allora, ci sono... l'appuntamento è diviso in 2 giornate. Nel primo giorno ci sono dei workshop e nel secondo giorno c'è invece il convegno vero e proprio. Gli argomenti sono anche, giustamente, anch'essi molto, molto vari, perché per esempio, fra l'altro tra i relatori sono parecchi nostri clienti, come diceva il mio amico Paolo Picchierri, cioè persone con cui noi abbiamo a che fare per il nostro lavoro frequentemente. C'è anche per esempio il dottor Bertali che parlerà Mia sorella acqua, e con un riferimento a San Francesco, idrogeno molecolare, il viaggio dell'acqua, insomma... Questo del viaggio dell'acqua è un'idea che è venuta a me, perché io sono il medico competente di Acegas, Okay. E Acegas distribuisce acqua a Trieste da più di 100 anni. Sì. E quindi non solo la Ottima distribuisce, acqua, tra l'altro, perché ottima si sa acqua, che tra l'acqua l'altro, e quindi è stata una mia idea quella di coinvolgere l'ingegner Jerkic, che è il direttore, sì, è lui che è lui che è il direttore del ramo acqua, che ci parlerà di come questa impresa segue il decorso dell'acqua dall'origine fino poi alla depurazione e al rientro nelle acque del mare. Lei ha invece no, lei ha anche... no, il giorno dopo addirittura, sempre con Bertali, sì. Lei tratta della poetica dell'acqua. Sì, sì, sì. La poetica dell'acqua? Allora, prende spunto da un libro di René Bachelard, che era un filosofo francese, che ha scritto diversi libri, diversi testi. Uno era la poetica dell'acqua, la poetica del fuoco, la poetica della terra, la poetica dell'aria, quindi i 4 elementi, con riferimento poi alla poetica della rêverie. La rêverie è uno stato che non è proprio il sonno, ma qualcosa che lo precede, che potremmo chiamare la fantasticheria a occhi aperti o a occhi chiusi. Sì. Perché determinati messaggi nella psiche passano molto meglio se una persona non è in una condizione di perfetta coscienza. Ah, ho capito. Mi fa venire in mente la rêverie, era qualcosa su cui insisteva molto la nostra professoressa di italiano delle superiori, sì. La professoressa Caranfa, che ogni tanto vedo anche perché c'è ancora, e siccome devo dire la verità, io ho vissuto di rendita con le lezioni della professoressa Caranfa all'università. Io non ho toccato storia della letteratura italiana perché mi ricordavo quello che ci insegnava lei. Io ogni tanto, se posso, ricordo questi miei insegnanti ai quali devo anche una certa anche tranquillità di studio, ecco, insomma. Per cui questa della rêverie è una roba che mi rimane. Per cui, ad esempio, in diverse tecniche psicoterapiche si forniscono delle immagini, quindi delle immagini nel paziente in una condizione di rilassamento, proprio per lo sviluppo dell'immaginario. Come si organizza una 2 giorni anche dalle proporzioni come questa? Perché insomma i relatori sono parecchi, vengono anche da parecchie parti, insomma, perché Trieste magari la fa da padrona, però c'è gente che arriva da Milano, da Napoli, da Salerno, da Vicenza, PC credo sia Piacenza, se non mi sbaglio. Sì. Vado a... Come si mette insieme una cosa di questo genere e soprattutto quanto tempo prima si incomincia a lavorarci sopra? Ci vogliono alcuni mesi. Per mettere insieme tutti quanti. Io prima
di andare in pensione, che in pensione in realtà non sono perché sto lavorando per AMEC ormai da quando avevo una società che organizzava convegni. Ah beh, quindi insomma c'è una certa esperienza. Ecco. È bravissima. Immagino. Ma si fa perché si cominciano, ti viene l'idea, se ne parla, lo rifacciamo. Andiamo, quest'anno abbiamo anche il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo un contributo dalla Regione, oltre che il supporto della Fiamo, della Cegas e di questa associazione che si chiama Acqua Pura, credo. Sì. Puro. Sì. E quindi si comincia a ragionare su chi può venire a parlare, li si contatta, gli si dà una data e un tema in generale, in modo da creare una struttura, e poi da lì si va avanti e si vede se è il caso di fare per 2 giorni, se è il caso di fare per un giorno solo, perché se come in questo caso i relatori aderiscono entusiasticamente, allora si capisce subito che non ci se la si cava in un giorno. Esatto. C'è un comitato scientifico che stabilisce l'argomento? Pian piano lo stiamo ricostituendo. Perché mi pare di capire, se non ricordo... comitati scientifici c'erano in AMEC. Sicuramente il Covid ci ha dato una bella mi pare botta. Che mi ricordo. Sì. Perché durante il periodo del Covid tutte le attività in presenza che noi facevamo, noi abbiamo organizzato centinaia di congressi. Mi ricordo. Non siamo riusciti più a farle, quindi adesso stiamo ripartendo con una certa difficoltà, con una certa fatica, anche nel reclutare le persone, non è stato così facile. Sì. No? Però c'è da dire anche il fatto che da quando sono presidente, da 2 anni, abbiamo avuto l'idea di sfruttare il fatto che da associazione scientifica siamo diventati associazione di promozione sociale, per cui ci siamo iscritti al registro unico del terzo settore e in questa maniera possiamo accedere anche a dei contributi pubblici, il che in qualche maniera ci favorisce nell'organizzazione, proprio per poter permettere a persone che magari stanno lontano da Trieste di poter venire a parlare qui da noi. Ad esempio, il ramo proprio più importante dal punto di vista scientifico, che sono i 2 fisici, Roberto Germano e Giuseppe Vitiello, loro sono campani e verranno a parlare... Vitiello avevo intuito che forse... verranno a parlare anche di soluzioni innovative per ciò che riguarda la produzione energetica tramite l'acqua. È molto di moda in questo periodo a Trieste parlare dei progetti che partono dall'utilizzazione dell'idrogeno. Ci sono delle centrali a idrogeno che stanno per essere sviluppate. Ecco, noi vorremmo anche riportare un po' l'attenzione sull'altra parte, sull'ossigeno, perché Oxy è una società che sviluppa dei sistemi energetici ad altissimo rendimento, e quindi il dottor Germano ci parlerà di questo anche. Allora, questa è una domanda per entrambi. In questi giorni, io non voglio tornare al periodo appunto della pandemia, dove uno si alzava la mattina, diceva la sua, dimentichiamolo, insomma. Per alcuni è stata un'epopea, per altri decisamente no. Però c'è una sorta di scoria che è rimasta di quegli anni per quell'aspetto specifico, ed è cioè che non ci sono più barriere, cioè il discorso uno vale uno che cominciava ad emergere, tanto per rimanere in tema, in quel periodo, e che poi si è un pochettino, diciamo, è tornato un po' sotto il livello, adesso di colpo risale. Ora, è logico che non è, come posso dire, non è elegante quando, mettiamola così, non è elegante il modo in cui qualcuno rimette a proprio posto determinate persone quando debordano un po' dal re. Però è anche vero che se non diamo dei confini,
proprio per il fatto che purtroppo per certi versi la rete è quello che è, quindi ognuno crede a quello che legge. Lei mi sta stimolando. Uno dei primi romanzi di Andrea Camilleri era La forma dell'acqua. La forma dell'acqua, sì. L'acqua non ha una forma. La forma dell'acqua è quella del contenitore. Sì, certo. Quindi, giustamente, come dice lei, non è importante semplicemente che uno valga uno, ma è importante che ci sia interconnessione e che ci sia coerenza, che purtroppo è quella che quasi sempre difetta. Sì. No? Perché abbiamo esempi in tutti i campi oramai, dalla società alla politica. Uno si alza la mattina, esatto. quello che le pare lo dice, tanto trova quelli che... Certo. Un po' di Che cassa di mettono i risonanza. like. Sì, Come diceva Andy Warhol, un quarto d'ora di celebrità sì, è garantito. sì. Solo che uno può avere un quarto d'ora di celebrità se indossa una scarpa piuttosto che un'altra, eccetera. Se il quarto d'ora di celebrità ti viene dall'aver detto delle fesserie, lo trovo preoccupante. Sì. Per Anche dire perché la non verità. dura un quarto d'ora, dura di più. Certo, non dura, perché dopo anche torna dopo anni. Io per certi versi mi diverto a vedere certe cose, però per altri versi dico, però non si può andare avanti così. Non so se... Sì, non si può andare avanti così, in effetti, e bisognerebbe moderare un po' le parole e cercare di capire, anche perché sennò la mia acqua si disturba. Comunque, io credo che argomenti di questo genere, che sono scientifici e però alla portata di tutti, perché una delle cose che in cui Hamek ha sempre creduto è di parlare in modo da farsi capire da tutti. E quindi anche quelli che parlano di fisica teorica parlano in maniera abbordabile. Sì. A chiunque. Ma ormai credo che questo sia come dire, una conditio sine qua non, perché non lo so. Non è sempre così? Non è sempre così. Pensavo che certe cose fossero un po' superate, per dire. Sì, no, non direi. Comunque questa serie di convegni, La Fisica Incontra, è stata pensata e voluta da mio marito, che è Claudio Verzegnassi, che sappiamo. Ormai. Non lo dico più perché sennò mi ripeto. No. Fisico teorico. Che è fisico teorico, ed è stato lui che ha avuto la prima idea. E nel primo che avevamo fatto di questo argomento c'era Vito Mancuso anche, per cui c'era anche la teologia in mezzo. Che per certi aspetti... Vede, il fatto che noi abbiamo in qualche maniera dedicato una parte del convegno a temi che riguardano la psicologia e il benessere dipendono dal fatto che noi vogliamo utilizzare questo convegno per riuscire a comprendere che tipo di attività futura possiamo fare per andare incontro ai bisogni delle persone. Sì. Perché riteniamo che sia assolutamente necessario che qualcuno torni a mettere la persona al centro della vicenda. Che mi sembra che come dire, latiti un po' questa attenzione, insomma, perché è un po' dappertutto, non soltanto dalle parti nostre, ma anche altrove. Vedo Oggi si parla molto di medicina centrata sulla persona. Sartoriale, dicono. Quasi sempre alla persona sbagliata. Questo non è male, per dire la verità. Io non ho capito, non l'ho chiesto più che altro, l'aspetto web, cioè il convegno si può anche seguire okay. Anche se favoriamo la presenza, naturalmente, sì. Se appena uno può sarebbe meglio che venisse, però può essere seguito anche da casa, online. Noi preferiamo la presenza per un motivo proprio energetico, certo. Perché più persone ci sono in sala. L'abbiamo visto, seguivamo i webinar
durante la pandemia, ma era un'altra cosa. Se uno sì, è seduto al suo tavolo di cucina e magari ogni tanto va a mescolare la minestra, ha un'altra attenzione rispetto. Poi va male anche la minestra per certi aspetti. Anche durante la pandemia abbiamo organizzato dei webinar che avevano lo scopo di favorire la resilienza delle persone in un periodo assolutamente privo di supporti. Di supporti, come non succedeva veramente da decenni e decenni. Noi abbiamo organizzato moltissimi eventi anche che riguardano gli stili di vita, l'alimentazione, l'ecologia della mente. Facciamo tante cose e vorremmo riprendere a farle in presenza, perché è diverso il risultato che si ottiene, proprio per quel fatto che il sistema della complessità permette che le qualità di ogni singolo partecipante del sistema, interagendo con gli altri, produca un risultato molto maggiore della somma delle singole parti. È quello che ti dicono molti attori quando parli con loro, e ti dicono che ogni sera a teatro è differente, e che c'è un interprete in più, un protagonista in più di ogni rappresentazione che è data dal pubblico. E questo è abbastanza, per certi aspetti, abbastanza evidente, e quindi a maggior ragione anche nei convegni, in queste altre occasioni, perché insomma si capisce. È tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Bisogna iscriversi. Come funziona? Allora, c'è iscriviti qui, c'è un QR code, un QR code che produce una scheda di iscrizione con tutti i riferimenti che servono, con tutto quello che è necessario per l'iscrizione. Allora, si può seguire anche online, meglio sarebbe di no, lo ripeto, casomai non fosse stato chiaro. E comunque si può anche, se uno non può tutti e 2 giorni, partecipare una giornata sola. Sì. Allora, poi non avevo detto, inizia venerdì 30 gennaio alle ore 10 del mattino, e poi prosegue fino al tardo pomeriggio, laddove invece il giorno dopo più o meno stessi orari. Comincia un pochettino prima, alle 9, per dire la verità, e si finisce sempre attorno al tardo pomeriggio. Allora, ricordatevi questa iniziativa di AMEC, la fisica incontra la medicina, la psicologia e il benessere, in programma il 30 e il 31 di gennaio al MIB, al Ferdinandeo. Io ringrazio Maurizio Canarozzo, che è il presidente, e Roberta Zorovini, che è la segretaria organizzativa di AMEC. Ci vediamo magari, anche se avete voglia, in occasione del prossimo incontro, così ne parliamo. Adesso andiamo in pubblicità e poi parliamo invece di questa opera di Victor Parma, che andrà in scena il 9 di febbraio al Teatro Verdi. Grazie ancora. Grazie a lei. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia del vicepresidente del Circolo della Stampa Luciano Santini e di Rossana Poletti dell'Associazione Internazionale dell'Operetta, con i quali parliamo di questo spettacolo che si potrà vedere al Teatro Verdi il 9 di febbraio, con inizio alle ore 20:30, ingresso libero, che è sempre un asset abbastanza importante. Si tratta dell'opera Zlatorog, che significa Camoscio dalle corna d'oro, ed è un'opera scritta da Victor Parma. Chi parla per primo? Luciano. Allora, 2 cose. Il Circolo della Stampa si è sempre prodigato per il recupero anche della cultura triestina. Questa è una tessera di quel policromo mosaico che era la città 100 e più anni fa, che è stata cancellata, divelta, ricoperta per questa gerarchizzazione nazionalista che c'è stata. Lui ha scritto 8 opere, Parma, e di cui qui non si è saputo niente. C'è stata la disgrazia che poi, per ragioni politiche,
I titini hanno respinto la sua opera perché il figlio si era dichiarato sloveno, antifascista, nazista, ma non comunista, nel 1945 a Lubiana. E quindi la musica è stata mandata a Trieste, dove è finita in un deposito. Era triestino, lui, di origine, il papà che era già morto, ed è rimasta qui. Però nessuno ne sapeva niente finché l'Università di Lubiana si è risvegliata al tempo dell'indipendenza e l'ha recuperato. E siccome è stato un musicista triestino, abbiamo pensato che era giusto che qualcosa di suo, che non era mai stato visto nella sua città natale, potesse andare in scena. Abbiamo avviato un progetto che è stato finanziato dalla Regione, Victor Parma, La Musa Smarrita, e naturalmente allestire un'opera lirica era improponibile dal punto di vista dei costi, perché ci sono circa 100 interpreti, fra orchestrali, cori e solisti. Sì, come... Abbiamo messo insieme scuole a Lubiana, l'Accademia Musicale di Lubiana, abbiamo messo insieme, c'è anche il Tartini, il quale però ha collaborato per un anno, poi alla fine ha avuto qualche problema, poi c'è la Claspena Matizza, c'è il centro Comel di Gorizia, e abbiamo questi 100 che prestano la loro opera a titolo gratuito e che però hanno un costo comunque per sfamarli, per movimentarli, questo è ovvio. Te li devi portare anche qua. Per trasportarli. E l'associazione come interviene? Allora, innanzitutto l'associazione è nella compagine del partenariato del Circolo della Stampa. L'associazione è l'unica che fa comunemente questo tipo di attività, quindi che organizza eventi, spettacoli, concerti, che è, diciamo, abilitata organizzativamente, burocraticamente, etc. E quindi collaboriamo già da tanto tempo col Circolo della Stampa in tutta una serie di iniziative che sono state fatte, anche tutte quelle sul dialetto che abbiamo appena esaurito, è una collaborazione stretta. C'è da dire che io sono anche tesoriere del Circolo della Stampa, per cui come? Due cappelli. Dico, tante vite, no? Tante vite che devo esaurire. Però è interessante anche questo, cioè che il Circolo della Stampa, correggimi se sbaglio, si pone in questo senso appunto come motore non soltanto come posso dire, recettore, come ospite di cultura, eccetera, ma come motore. Tentiamo di proporre, no? Sul dialetto, come ricordava Rossana, abbiamo fatto parecchio, abbiamo prodotto spettacoli, abbiamo organizzato simposi, tavole rotonde, cose che in qualche modo cercano di portare avanti filoni locali, non solo locali naturalmente. Pare che oggi in questo momento sia una cosa sulle strategie di Putin, cose del genere, che non sono esclusivamente locali, anche se non si sa mai che si riverberino qui, può succedere di tutto. Tra l'altro, la figura di Victor Parma è appunto stata al centro anche di altre iniziative anche pubbliche, nel senso, ricordavamo prima lo scoprimento di una targa, eccetera, quindi c'è un lavoro che viene fatto attorno a questa figura. Perché c'era il centenario, no, della scomparsa. Nel 1924 Victor Parma muore, e sempre il Circolo della Stampa, Associazione Italia-Austria ed altre realtà abbiamo promosso la posizione di una targa sulla casa natale di Victor Parma, che è in piazza Barbacan. Con l'occasione è venuta la banda, abbiamo fatto una bella iniziativa così, molto, molto così anche commovente. Ma poi se tu guardi Victor Parma, Zlatorog, opera lirica di Victor Parma, libretto di Richard Brauer dal poema alpino di Rudolf Baumbach. Su Rudolf Baumbach il Circolo della Stampa ha lavorato molto. Abbiamo lavorato insieme a Cughi, insieme a tutti questi personaggi di una Trieste passata e che sono scomparsi dalla memoria collettiva. Baumbach è un poeta della Turingia che è stato adottato da Trieste, innamorato, ha scritto Lode al Terrano, tutta una serie di cose. C'ha 2 musei in Germania e questo autunno verrà una gita organizzata a visitare i luoghi di Baumbach dalla Turingia, e sono tutte cose che Trieste non sa di avere. Poi dopo parliamo anche di questo. Chiariamo un dato che è abbastanza interessante, nel senso, perché qualcuno potrebbe anche equivocare, adesso mi
mi secca dirlo, come dire, per via del cognome. Qui non parliamo di musica concentrazionistica, cioè Victor Parma, dal cognome desumo fosse della Di origini italiane, però non si sa. Non si sa. Io ho domandato alle comunità ebraiche se tutti i nomi fino al 700 e non risulta. Potrebbe essere un cognome ebraico di una famiglia disebreizzata prima del 1700. Ho capito. È possibile. Anche a Isola d'Istia c'erano i Parma non si può. che erano di origini nettamente ebraiche ma che erano cattolici, quindi comunque, insomma, è una comunque cosa anche lui è un austriaco da allora, sapeva 4 lingue, aveva parenti croati, italiani, ha studiato a Venezia, quando Venezia era ancora Austria, stiamo parlando di prima della terza guerra di indipendenza, sapeva lo sloveno, sapeva l'italiano, il tedesco, e quindi non era nel Novecento, dove era preteso un unico colore nazionale, non andava bene a nessuno. Non andava bene a nessuno. Comunque lui aveva la mamma che era veneziana, però imparentata con tutta una serie di famiglie dalmate. L'arcivescovo Strossmayer, che è un vescovo conte di Zagabria, è una cosa complicata. Sì, tutto quel groviglio di e i croati lo riconoscevano come fratello slavo, i serbi anche, mentre gli sloveni lo consideravano un po' bastardato, diciamo così, con l'Italia. Insomma, lui ha avuto questa... Ormai questo è appunto anche il libro che fa parte appunto del progetto, che è uscito già da un po' di tempo. C'è un anno, credo, poco meno. Mi pare di averlo già visto prima. Ma insomma, tutta la vicenda, tutta la struttura musicale del suo lavoro. Lui è un mitteleuropeo come musica, nel senso che non riesce a subire tanto l'influsso di quelli dei primi del Novecento, di un Puccini, eccetera, anche se qualcuno dice che dentro c'è qualche accordo, qualcosa. In realtà la sua è una musica molto legata al periodo mitteleuropeo, alla fine dell'Ottocento, quell'epoca lì. Belcantismo italiano dell'Ottocento, operetta viennese e tradizione corale slovena. Ecco, queste sono le stanno tre molto bene insieme. Okay. Secondo, ovviamente me che sono un ignorante. È così, funziona così. Allora, noi abbiamo adesso la possibilità di farvi vedere intanto un brano proprio dall'opera Zlatorog. Questa sarebbe l'inno al... Allora, questo è il Brindisi all'Isonzo, in cui Yanez, il protagonista, che finisce tragicamente, una storia complicata e dolorosa, inneggia alla bellezza della Valle dell'Isonzo, alla bontà del suo vino e alla forza della sua gente. E queste immagini si riferiscono alla messa in scena dell'Opera Ballet di Maribor nel 2008, quando c'erano i 150 anni dalla nascita di Parma. Facciamo vedere questo estratto. Ok, questo era appunto Brindisi all'Isonzo. Non abbiamo detto, o forse non ho sentito io, in realtà sì, l'orchestra è quella dell'Accademia Musicale di Lubiana e ci sono 2 cori riuniti, Jacopo Sgallus di Trieste e il coro giovanile Comel di Gorizia. Ok, poi dopo ancora torneremo. Poi ci sono 7 interpreti solisti che fanno le varie parti.
Ok. Spela, Yanez, Catra, Gerica. Qual è la trama Allora, molto sommi rapidamente, il tricorno, si parte da una leggenda alpina comune a tutto l'arco dei monti, che qui è stata perfezionata in qualche modo da Baumbach, si diceva prima, che l'ha trasformata in un Alpensage. C'è un animale mitico, magico, sulle cime dei monti sono sempre collocate divinità o qualcosa del genere, il quale veglia su un branco di camosce e su un tesoro che 600 carri non riuscirebbero a portare via, gioielli. C'è un cacciatore bravissimo, che è quello che abbiamo visto cantare nelle gare di tiro, che amoreggia con una pastora, poi però al Ponte dell'Isonzo conosce la figlia della locandiera e si innamora di lei, questa ricambia, poi però arriva un mercante veneziano che porta dei gioielli d'oro per la ragazza e questo amore infinito si svanisce così e lei dice, beh, portami, se veramente mi ami, portami il tesoro del Monte Bogatin. E Yanez parte e finirà male, naturalmente, abbagliato dalle corna. C'è sotto il discorso dell'inattingibile, no? Di qualcosa a cui l'uomo non può. Poi gli allestimenti moderni sono stati cambiati perché finisce che Yanez non muore ma sposa la figlia del popolo. Questo ancora in anni lontani, c'è ancora la Jugoslavia. E invece adesso, questo abbiamo visto, una cosa molto modernizzata, troppo, che finisce con un incidente alpinistico in realtà. Casca. Noi lasciamo in forma di concerto scenico, questo va detto, perché noi non abbiamo potuto mettere in scena tutte queste cose. No? Comunque, diciamo, la trama sarebbe quella originale proprio prevista. La trama è quella originale. Allora. Anzi, facciamo anche l'edizione critica, perché Parma è pieno di manoscritti, in quanto ha avuto queste vicissitudini, e quindi ne facciamo un open source, un'edizione critica open source in tedesco e in sloveno. Allora, ciò di cui stiamo parlando mi incuriosisce anche per uno dei miei pallini, se vogliamo, e cioè ma non so come, la scarsa volontà, la scarsa attenzione che indubbiamente questa città sembra avere nei confronti di parecchi personaggi che ne hanno portato avanti il nome, insomma, in qualche modo, eccetera. Ed è qualche cosa che, come dire, io riscontro in maniera piuttosto preoccupata, soprattutto occupandomi di cultura e di spettacolo. Insomma, ci sono dei nomi che la nostra città non ha nessuna intenzione di celebrare o di ricordare. Cos'è secondo voi? Scarsa conoscenza, perché potrebbe anche darsi, scarsa conoscenza, paura non tanto di esporsi, ma quanto paura di scegliere chi ricordare e chi no, però voglio dire. Ma allora diciamo che c'è nel mondo del privato, dell'associazionismo, degli scrittori, dei letterati, eccetera, c'è un lavoro di fondo nell'andare appunto a individuare personaggi, studiarli, scriverci, fare un lavoro di finitura. Ecco, forse quello che manca è una consapevolezza più ampia, cioè portare a un'attenzione più ampia del pubblico, e lì purtroppo lo sforzo che le associazioni private, che le realtà private fanno è commisurato alle possibilità e alle risorse che si hanno, e questo è un po' il problema. Bisognerebbe forse fare un piano per andare assieme, magari mettendo un discorso sinergico tra più associazioni, fare un piano e dire all'amministrazione pubblica: affrontiamo un po' tutti questi personaggi, li riportiamo, ci sono studi, ci sono realtà, facciamo in modo che arrivino a una conoscenza. Stiamo parlando del passato. C'è un libro che è uscito di Roberto Curci recentemente che parla di tutta una serie di personaggi dimenticati. Sì. Al Prater c'è la statua di un triestino alta a 4 metri. Questo è che io non riesco a capire. Ci sono dei nomi. Io mi ricordo che una volta, ma credo una ventina d'anni fa, più ancora credo,
quando Guido Galetto era assessore provinciale alla Sì. cultura, ci fu un primo tentativo, che è un po' strana come cosa, e che ripercorreva, anticipava per certi aspetti l'idea delle pietre d'inciampo, cioè venne posizionato un mattoncino in Corso Italia, all'altezza del Caffè Torino, se non vado errato, che ricordava, non mi ricordo chi, devo essere sincero, e quella era stata presentata come la prima di una sorta, chiamiamola come vogliamo, chiamiamola piccola Walk of Fame, eccetera. Poi non si fece assolutamente niente. La prossima volta che vedo Galetto glielo anche chiedo. Non so se, perché qua potrebbe anche darsi che sia intervenuta la soprintendenza dicendo non te può mettere. Per terra mi pare difficile. Guarda, non mi meravigliere. Però le pietre d'inciampo ci sono. Però le pietre- E ci sono due aspetti da considerare. Uno è la gerarchizzazione nazionale. A Trieste per quasi gran parte del Novecento tutto ciò che non era illibato dal punto di vista nazionale, illibato, veniva Il libato rifiutato. non è male come Ecco, tricolore, adesso tricolore. Adesso abbiamo cominciato a riscoprire. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello che Plantotti Gambini diceva che a Trieste o tutti grandi o tutti mone. Siccome tutti grandi non si può, zero quel mona de Schmitz che credi di essere un scrittore. Sì, Perché da cosa nasce questo? Credo da uno spirito di concorrenza che viene dalla visione mercantile di Trieste. Io credo che molti fenomeni triestini siano legati a un tipo di mentalità che si è sviluppato e poi anche un po' incarognito nel tempo, ma è una mia interpretazione pura, che deriva dal fatto che c'era gente in competizione, in concorrenza. Adesso non c'era più la grande concorrenza imprenditoriale. Che collaborava, perché tu prendi il Leghissa che scrive tutti questi aneddoti, tutte queste vicende legate alla cultura triestina e vengono fuori nomi che obiettivamente di grandi artisti scomparsi nella memoria collettiva, che potrebbero tranquillamente essere ripresi. C'è stato un periodo in cui negli anni 60, 70, fino anche agli anni 80, ricordo, c'erano tanti critici a Trieste che lavoravano su questi artisti vecchi, passati, eccetera. Sì. E sono morti tutti, cioè è una città che fa fatica a recuperare la propria memoria attraverso nuove generazioni. C'è Zeno Saracino che scrive, sta facendo un bel lavoro. Fa un bel lavoro. E non è triestino. No, ma non ha importanza. No, ha importanza. Sì, fa un bel lavoro di recupero, anche oggi o ieri, adesso non ricordo, c'era sul giornale un suo articolo interessante. C'è bisogno c'è la Nadia Pastorcic che lavora su vecchi personaggi, ecco, c'è bisogno che questi ragazzi prendano coraggio e tornino a fare quello che si faceva. Beh, io mi ricordo con Carlo Milic abbiamo fatto un grande lavoro sugli artisti triestini morti, eccetera, che però poi è un lavoro completamente scomparso. Io trovo che al di là uno dei grandi misteri è che per esempio in questa città non ci sia niente, lo dico ogni volta che posso, che ricordi Iole Silvani, al di là di... Bravo. Va bene, uno può dire... E per avere Cecchelin è stata una fatica immensa. Però, insomma, e questo probabilmente è solo uno dei tanti nomi, insomma. Vabbè, insomma, questo Però è così. È un discorso che mi interessava perché fondamentalmente incrocia anche la figura di Victor Parma. Io poi sono sempre dell'idea che piuttosto che intitolare Salone degli Incanti o Magazzino delle Idee, forse bisogna avere il coraggio di scegliere una persona, una personalità a cui, e devo dire la verità, non mi piace neanche quando certi premi vengono dati alle associazioni, eccetera. A me piace che venga riconosciuto la persona, ecco. Queste sono idee mie. Questo per quanto riguarda il lavoro su Victor Parma, questo è un punto di arrivo, è una tappa... Sarebbe bello che fosse un punto di partenza, perché ci sono 8 opere, questa è una, e probabilmente il capolavoro. Ma ci sono delle operette, tra l'altro era molto moderno Parma, perché una
delle sue operette è un'opera proto-femminista, un gruppo di donne che decide di non avere più a che fare con gli uomini perché gli uomini sono così, e allora un innamorato di queste si traveste da donna e si mette in mezzo, diventa la capa agitprop assoluto, e dopodiché la sua, quella che lui appunto ama segretamente, dice però se ci fosse qualche uomo così capace di attenzioni, perché la colmava di attenzioni sororali, e dopo finisce tutto a traluce e vino, si sposano tutti. È un po' la insomma. parodia della commedia greca. E poi ce n'è un altro invece che si chiama Il Tempio di Venere, che è stata cambiato il titolo, gli hanno imposto Il Tempio di Apollo, che non c'entra niente, che è ambientato in un bordello parigino, dove le ragazze, appena arriva la polizia, si mettono a strimpellare un'arpa, un pianoforte. Questo però esce dell'operetta danubiana, che invece ha tutto principi, conti e sì, lui c'ha qualcosa e invece entra sul filone dell'operetta italiana con Lombardo, dove appunto si tolgono tutti i conti, principi, duchesse e compagnia cantante, è un po' più bassa e se vola basso, però si vola basso normale, si vola nella quotidianità. Come associazione dell'operetta potreste anche, in una delle prossime edizioni, potremmo fare qualcosa qualche richiamo. Il problema è trovare spartiti, fare le traduzioni ritmiche in italiano, sono lavori impegnatissimi. Sì, posso immaginare che non è sufficiente dire mettiamo in scena, perché credo sia più effettivamente più Io vorrei ricordare una persona qui, che è il primo motore immobile di tutto ciò, cioè Paolo Petronio, che ha scritto quel libro, l'ha scritto in italiano, non ha trovato un editore, il libro è stato tradotto in sloveno e pubblicato, e poi il Circolo della Stampa l'ha messo... quindi anche il libro è pubblicato? Il Circolo della Stampa pubblica cose. Adesso vedo, quindi a maggior ragione... Io vorrei invece ricordare che c'è stato il Teatro Verdi, che è stato molto disponibile a concedere il teatro, perché passano da una produzione all'altra, e quindi ci hanno scavato questo lunedì 9, l'unica data possibile immaginabile nell'arco di tutta la stagione, e che quindi ci hanno messo a disposizione il teatro. Dobbiamo ringraziare anche altre persone, la Regione per il finanziamento, la Fondazione CRT, la Fondazione Polo Iaz, il Comune ci ha messo a disposizione il Verdi, e l'associazione Operette anche per gli sponsor, ma insomma tutti i partner, insomma. Da un apporto tecnico che nessuno di noi sarebbe in grado di garantire. Ma qua viaggiate sul sicuro, insomma, siete nelle mani dell'arte. L'associazione dell'Operetta e il Circolo della Stampa fanno partenariato ormai da tanti anni, e abbiamo fatto tante cose assieme. Allora io ringrazio, sì, niente, 20 secondi ancora. Allora vi ricordo 3 minuti. 39. No, 39? Sì, non 37? Sì. No. Ah, 39, allora abbiamo ancora tempo, insomma, meglio. Sì. Avevo sbagliato io, vedete che delle volte gli ospiti sono più attenti, la Poletti figurarsi, è più attenta di me alle cose. La memoria aguanta. C'è qualche altro progetto del Circolo della Stampa, anche se non in questo, al momento siamo stati subissati. Abbiamo una stagione di eventi nella sala del Circolo della Stampa, al primo piano di Corso Italia 13, una stagione nutrita. Dopodomani abbiamo la pace con l'ambasciatore italiano che è stato ambasciatore in Russia, la pace ingiusta? Sì, la pace ingiusta. Credevo fosse oggi, mi sono confuso io. Venerdì 23 alle 17:30, tanto per gradire, insomma, iniziative ne abbiamo tantissime. Mi pare, Luciano, che è tornato anche, no, quel piccolo, grande, e avercene di problemi come questi però, di accavallamenti di appuntamenti. Sì, no? Sì, manca un coordinamento. C'è una rincorsa, anche questo siamo a livello di quella competizione, di quella concorrenza che forse genera quei altri noi bravi, e quindi è difficile trovare qualcosa che converga verso una figura. Però voglio dire, il fatto che ci siano tanti, siamo sempre là, il fatto che ci siano tanti appuntamenti significa che è una città buon segno. Ma città Trieste è una tradizione culturale alta, è un po' passatista, adesso forse sì, è colpa nostra anche che andiamo a guardare all'indietro, ma...
Vabbè, ma ci sono i giovani per il futuro. Speriamo. Allora, adesso, noi confidiamo molto nei giovani. Adesso sì che manca giusto il tempo per ricordare l'appuntamento. Allora, Zlatorog, vale a dire Corno d'oro. Corno Il camoscio delle corna d'oro, giusto per capirsi. di Victor Parma, andrà in scena al Teatro Verdi lunedì 9 febbraio alle 20:30, l'ingresso è libero. Ci sono l'orchestra dell'Accademia di Musica di Lubiana, il coro giovanile misto Comel di Gorizia e il coro Jacobus Gallus di Trieste. Lo spettacolo è promosso dal Circolo della Stampa nell'ambito appunto di un progetto che ruota attorno alla figura di questo compositore triestino. Grazie a Luciano Santin, vicepresidente del Circolo della Stampa, salutiamo il presidente Pierluigi Sabatti. Grazie a grazie a Rossana Poletti dell'Associazione dell'Operetta, tesoriera del Circolo della Stampa. E noi ci vediamo domani come sempre alle 17:55. Buon proseguimento di serata, arrivederci.